Ricostruzione della provinciale 227 per Portofino. Scaduti oggi i termini per partecipare al bando. Prosegue intanto la messa in sicurezza dell'area. Da lunedì nuovi orari per accedere alla passerella pedonale. Il decreto sicurezza scatena la rivolta di alcuni sindaci italiani, attacca i diritti fondamentali della persona, dicono. Sestri Levante riflette sul tema, domani l'incontro accoglienza e integrazione. Capodanno in Terrasanta, rientrati i 60 pellegrini diocesani che hanno iniziato l'anno nei luoghi di Gesù. Un viaggio alla sorgente dell'amore che induce a riscoprire l'essenziale della propria vita. Operativi dal 1 gennaio i nuovi orari della biblioteca della Società Economica di Chiavari. Apertura continuata dalle 8:30 alle 18 da lunedì al venerdì. Presto la digitalizzazione degli archivi. La casa di Peo, gli antichi mestieri, la grotta con il bambino Gesù. Anche quest'anno nel presepe della parrocchia di Santa Sabina a Trigoso è stato ricostruito uno scorcio del borgo di Sestri Levante. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio Oggi. In apertura ci spostiamo subito nel Tiguglio occidentale, sopralluogo questa mattina nell'area di cantiere della provinciale 227 per verificare lo stato dell'intervento di messa in sicurezza del tratto di strada distrutto dalla mareggiata. Oggi intanto scadevano i termini per poter partecipare all'appalto per la sua ricostruzione. Facciamo il punto. Oggi si è chiusa questa fase, nei prossimi giorni gli uffici esamineranno le proposte arrivate per poi definire chi sarà l'azienda che si aggiudicherà l'intervento di ricostruzione del muro e quindi la prosecuzione dei lavori su un altro lotto. È scaduto alle 12 il termine per presentare all'ufficio protocollo della città metropolitana di Genova la domanda per partecipare alla gara per la ricostruzione della provinciale 227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino, distrutta dalla mareggiata del 29 ottobre. Si saprà soltanto lunedì quante sono state le aziende che hanno deciso di presentarsi per affrontare una sfida non facile, quale quella del ripristino completo della viabilità lungo la litoranea entro il 21 di aprile. Lo sforzo che stiamo facendo è importante perché conosciamo bene il valore del collegamento per Portofino che porta un indotto importante in termini economici di lavoro in tutto il comprensorio, in tutto il Golfo Paradiso, in tutto il Tiguglio anche. Quindi lo sforzo che stiamo facendo è veramente massimo. Dare una data non è possibile ovviamente perché siamo legati a fattori di cui non disponiamo. Certamente già oggi c'è la passerella, quindi la continuità con Portofino pedonale è garantita, ci sono le navette, bisogna che ci si attrezzi per gestire una fase che comunque è stata di emergenza, è stato un evento eccezionale, ognuno deve fare la propria parte, noi facciamo veramente il massimo. In questi giorni intanto non si sono fermati i lavori di preparazione dell'area di cantiere che verrà consegnata alla ditta a cui andrà l'appalto nelle prossime settimane. Molto è stato fatto a partire dalla messa in sicurezza del versante fortemente compromesso dalla furia delle onde. Il rispetto dei tempi dell'appalto dipenderà molto dalle condizioni meteo dei prossimi mesi. C'è una variabile importante che è legata alle condizioni meteo, su quelle ovviamente non possiamo avere certezza di come sarà il mare, di come sarà il tempo nei mesi che andiamo ad affrontare. Però con questo intervento si può fare un lavoro importante già da terra e quindi anche il meteo inciderà molto meno rispetto ai tempi di intervento. E dal lunedì prossimo, 7 gennaio, entrerà in vigore l'ordinanza che regolamenterà gli accessi alla passerella pedonale che collega Santa Margherita Ligure, Paraggi e Portofino. Con i lavori a pieno regime, per motivi di sicurezza, il camminamento non sarà più aperto 24 ore al giorno, bensì verrà regolarizzato con orari e giorni di apertura. Questo per consentire la prosecuzione dei lavori nella massima sicurezza, permettendo la riapertura della strada provinciale 227 il prima possibile. Durante i giorni lavorativi, dunque, il passaggio sulla passerella sarà possibile dalle 17:15 alle 8 del mattino successivo e poi nella giornata dalle 12:15 alle 13:15. La passerella invece sarà percorribile tutto il giorno, sabato e domenica, salvo necessità di lavoro al cantiere. Il servizio dei battelli, del bus navetta e della passerella hanno garantito grande affluenza di turisti e visitatori durante il periodo natalizio, complice il bel tempo, ha sottolineato il sindaco di Portofino Matteo Viacava, che ha firmato l'ordinanza. Per l'amministrazione l'attività commerciale e turistica
turistica del borgo in vista soprattutto della prossima stagione è ovviamente di fondamentale importanza. Saremo pronti e operativi con la provinciale 227 per Pasqua, ma speriamo anche prima. E hanno preso il via alle 8 di questa mattina le operazioni di rimozione della barca a vela andata ad arenarsi sul litorale di Rapallo nella zona dei Bagni Molo durante la mareggiata. Si tratta di un Solaris 55 di 16 metri con un albero di circa 20 metri. Per prima cosa sono stati svuotati i serbatoi per evitare lo sversamento di carburante in mare. Dopodiché l'imbarcazione è stata imbragata. Una volta sollevata con la gru verrà trasportata via mare, non essendo possibile optare per la soluzione via terra. L'intervento di questa mattina è importante per più motivi, su tutti il fatto che la barca a vela si sia arenata in uno stabilimento balneare. I gestori devono poter iniziare quanto prima i lavori di ripristino delle strutture per essere pronti per la prossima stagione turistica. Questo il commento del sindaco Carlo Bagnasco. Tra domani e lunedì verrà rimossa anche l'imbarcazione più piccola di 9 metri andata ad incagliarsi sotto al Solaris 55, mentre prosegue il dragaggio alla foce del torrente San Francesco per consentire la rimozione del chocolate e far sì che il cantiere per il rifacimento della copertura possa riprendere. La prossima settimana è previsto il via a interventi di ripristino del lungomare cittadino e a San Michele di Pagana, frazione fortemente colpita dalla mareggiata. Voltiamo pagina. Il decreto sicurezza in materia di migrazione ha scatenato la rivolta di alcuni sindaci italiani. La legge attacca i diritti fondamentali della persona, dicono alcuni primi cittadini. Anche il Tigullio si interroga sul tema. Domani a Sestri Levante si terrà un incontro dal titolo Accoglienza e Interazione. La questione è stata affrontata nelle scorse settimane anche a Sori. Sentiamo il direttore di ANCI Liguria, Pierluigi Vinai. Qual è il punto di vista di ANCI sul nuovo decreto legge sicurezza? Certamente dopo tanto lavoro fatto in questi anni questa nuova legge ci prende un po' in contropiede. Dal 2002 ad oggi abbiamo lavorato perché lo SPRAR diventasse un sistema di accoglienza diffuso il meno impattante possibile sui territori e un sistema di integrazione. Quindi questa legge è chiaro che è un po' rivoluzionaria. Per gli aspetti negativi cosa riscontrate? Per esempio il totale abbandono dei disagiati, quelli veri, quelli che hanno disabilità, provengono da situazioni di shock particolarmente rilevanti da un punto di vista anche di disagio mentale. Questi non vengono minimamente contemplati e già adesso era un problema creare gli SPRAR dedicati a questo tipo di persone. Sarà ancora più difficile l'accoglienza di queste persone. Un'altra mancanza è quella del passaggio da un momento all'altro dal SPRAR con tutti i supporti allo smontamento del progetto SPRAR. In più l'abbassamento della quota di sostegno quotidiana per i CAS non sappiamo che tipo di effetti produrrà, cioè non sappiamo se i servizi di qualità che oggi erano arrivati ad uno standard accettabile, almeno qui da noi in Liguria, saranno mantenuti oppure se gli enti gestori più qualificati, migliori in assoluto, abbandoneranno il campo perché non riusciranno più a stare nei costi. È evidente che il rischio grande è che si improvvisino degli enti gestori senza arte né parte, senza competenza e nemmeno senza spirito di carità. Qual è l'appello che si può fare? Che gli enti gestori liguri che hanno uno standard qualificato molto elevato si mettano insieme, cioè non solo si parlino, non solo cooperino, ma sappiano scrivere anche un decalogo di regole minime ma con l'asticella alzata da rispettare, affinché questo possa diventare anche una buona pratica da presentare al Ministero dell'Interno, dicendo vedete che qui si sta lavorando seriamente, coscienziosamente, e allora chiediamo anche al Ministero l'attenzione adeguata. Diversamente si rischia quello che dicevo prima. E l'incontro Accoglienza e Interazione promosso da Confini e Racconti si svolgerà domani, sabato 5 gennaio, alle 17 all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante. Modererà la giornalista di Internazionale Annalisa Camilli. 52 persone arrestate, 411 denunciate e 273 contravvenzioni elevate. Ancora 51.299 controlli, di cui 3.649 effettuati a bordo treno. Sono i dati dell'attività nel 2018 della Polizia Ferroviaria per la Liguria. Nell'anno appena trascorso sono state 11.713 le pattuglie operative nelle diverse stazioni della Regione, con 440 servizi in abiti civili e 13 pattuglioni straordinari.
Oltre a garantire la sicurezza dei viaggiatori, particolare attenzione è stata riservata alla ricerca delle persone scomparse e all'aiuto di quei soggetti affetti da patologie che comportano la perdita dell'orientamento. Nel 2018 sono stati rintracciati complessivamente 68 minori, di cui 51 di nazionalità straniera. Infine, con il progetto Train to be Cool, gli operatori della Polizia Ferroviaria della Liguria hanno incontrato oltre 3.000 studenti di tutta la regione. Il meteo adesso, temperature record in Alta Val d'Aveto, dove questa mattina la colonnina di mercurio ha sfiorato i meno 12 gradi a Cabanne di Rezzoaglio. Meno 11, infatti, 0,8 il valore registrato dalla centralina Limet alle 7,59. Meno 10,6 i gradi registrati a Rezzoaglio, meno 9,1 quelli al Prato della Cipolla. Anche sulla costa e nel primo entroterra termometro vicino o sotto allo zero, temperature dunque decisamente invernali su tutta la regione, con valori massimi che nel corso della giornata risulteranno solo lievemente superiori ai più 10 gradi sulla costa, compresi tra più 4 e più 7 nell'interno. Si è concluso il pellegrinaggio diocesano in Terra Santa. Sono rientrati nel Tigullio i 60 pellegrini che hanno iniziato l'anno nei luoghi di Gesù. Un viaggio alla sorgente dell'amore che induce a riscoprire l'essenziale della propria vita. Sentiamo il bilancio. Quali sono state le tappe intanto di questo percorso? Appena arrivati a Tel Aviv ci siamo mossi verso la Galilea, al nord. Abbiamo raggiunto Nazareth, dove siamo risieduti a Nazareth per 3 notti e poi successivamente ci siamo spostati al sud, in Giudea, attraversando la Samaria, a Gerusalemme per 4 notti. Ecco, intorno a questi 2 capisaldi poi ci siamo mossi moltissimo, abbiamo proprio viaggiato tanto e forse i pellegrini li abbiamo anche un po' stancati, ma al tempo stesso vivificati interiormente. In che modo il periodo dell'anno in cui siete stati in Terra Santa si collega anche ai luoghi che avete visitato? Ma sicuramente è un tempo di grazia. Il periodo di Natale è proprio il momento in cui Dio ha scelto di incarnarsi in un luogo preciso, in un tempo preciso. E attraversare i luoghi di Gesù nel momento proprio di grazia del tempo di Natale penso che sia stato pertinente. Qual è il significato di un pellegrinaggio in Terra Santa al di là della visita a determinati luoghi? Ecco, la domanda che mi fai mi dà l'occasione di poter dire effettivamente perché è un pellegrinaggio diocesano. I pellegrinaggi diocesani cercano proprio di rendere autentico, reale l'incontro con Gesù e anche spostarci, dedicare del tempo e anche investire tanto di noi è proprio orientato ad arrivare ad una decisione piena, ferma, di fare sul serio con Gesù. Credo che il punto sia focale, sia quello di ritornare a Dio. Abbiamo molto, però non sappiamo accoglierlo, apprezzarlo, valorizzarlo. Ecco, quindi il pellegrinaggio è proprio per questo, valorizzare il bene e riprendere in mano la nostra vita. Riparte con il nuovo anno il lavoro di promozione turistica del territorio di Sestri Levante, con la partecipazione ai primi eventi promozionali del 2019 in collaborazione con gli operatori di categoria. Notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. La stagione si apre con la presenza per il 4º anno consecutivo del comune di Sestri Levante al Vakatiebeurs di Utrecht. La partecipazione all'evento olandese in calendario da mercoledì 9 a domenica 13 gennaio avverrà nella ormai consueta formazione che vede per il terzo anno la collaborazione con i comuni di Moneglia, Deiva Marina e Framura. Una formula che consente di presentare al pubblico dei Paesi Bassi un'intera porzione di costa capace di offrire un'ampia gamma di proposte turistiche, oltre a una rete sentieristica di grande attrattiva. Mediterraneo Servizi inoltre ha allestito uno stand espositivo dedicato a Sestri Levante alla principale fiera turistica austriaca, in programma a Vienna dal 10 al 13 gennaio, che conta oltre 800 espositori provenienti da 70 paesi del mondo. Torniamo a Chiavari. Il 2019 ha portato delle novità per la biblioteca della società economica. Grazie alla nuova convenzione stipulata con il Comune è stato ampliato l'orario di apertura al pubblico dal 1 gennaio, quindi sarà possibile accedere alla sala letture al primo piano di via Ravaschieri dalle 8:30 alle 18, ma non è l'unica novità in vista. Vediamo.
È entrato in vigore dal 1° gennaio il nuovo orario di apertura della biblioteca della Società Economica di Chiavari. Da lunedì a venerdì i locali di via Ravaschieri resteranno aperti con orario continuato dalle 8:30 alle 18. Negli stessi orari sarà garantito il servizio di prestito dei libri, la consultazione del settore fondo antico, libri a stampa dal XVI al XIX secolo, sarà disponibile invece dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, mentre il settore archivi e manoscritti sarà aperto il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17:30. Una prova che durerà 2 anni per capire se, come stiamo facendo, è più conveniente ampliare un orario settimanale fermandoci al sabato o forse fosse meglio quello che si faceva prima. Noi riteniamo che soprattutto nei confronti degli studenti questa soluzione possa andare meglio, ma siamo disponibili nel tempo a capire ed eventualmente correggere il tiro. Una novità quella degli orari decisa con l'amministrazione comunale di Chiavari, che ha anche aumentato il personale comunale in servizio nella biblioteca e le risorse a disposizione per sostenerne l'attività. Un contributo pari a 30.000 euro l'anno per tutta la durata della convenzione fino al 2024. 6.000 euro saranno utilizzati per l'acquisto di materiale informatico a disposizione degli utenti. L'ampliamento dell'orario di apertura però non è l'unica novità in partenza. Io spero che si riesca a realizzare anche l'apertura digitale, che ha un impatto diverso ma non meno significativo. L'altro passo decisivo anche questo è che il Comune di Chiavari ha sottoscritto in città metropolitana l'intesa per la catalogazione in rete, in modo che a tutti gli effetti la biblioteca, che è della società economica, ma risulta essere anche la biblioteca civica, la biblioteca dei chiavaresi. La casa di Peo, gli antichi mestieri e la grotta con il bambino. Anche quest'anno nelle presepe della parrocchia di Santa Sabina Trigoso è stato ricostruito uno scorcio del borgo di Sesti Levante. La rappresentazione della Natività resterà aperta alle visite fino al 2 febbraio. Siamo andati a vedere. Quest'anno è stata rappresentata Accadupeo, così è chiamata quella villa lì che è stata riprodotta, e le case che sono praticamente dietro alla chiesa. Uno scorcio che riporta ad anni antichi con anche i mestieri delle persone che vi lavoravano all'interno di questa parte del borgo di Trigoso. Sì, nel presepio sono raffigurate anche tutte le statuine che sono, anche vorrei ricordarlo, opera di Eldo Venturi, che è mancato lo scorso anno, che ha donato qui al nostro presepio una settantina di statuine, tutte in legno, originali, uniche. Rappresentano tutti questi mestieri antichi che vanno dal fabbro all'arotino, a tutti chi con la cigogna, che era una cosa che ormai è scomparsa e che veniva tirata in superficie l'acqua. Quindi sono rappresentati un pochino tutti questi vecchi mestieri, cose che ormai se ne stanno perdendo. C'è anche un personaggio molto legato al borgo di Trigoso. Sì, nel presepio, come ormai da oltre 20 anni, da quando abbiamo scoperto che Giovannino Guareschi è abitato qui nella canonica Trigosa per qualche anno, viene rappresentato Giovannino Guareschi con la Perpetua. Un ritorno alle origini è quello del presepio, un riscoprire Gesù che arriva in ciascun paese, in ciascun borgo. Sì, io mi ricollego a San Francesco, che nel 1223, per far capire il significato della natività, specialmente a quella gente di Greccio, ebbene ha creato questo presepio allora e ha stupito la gente. Io do atto a San Francesco di aver avuto un'intuizione fenomenale, perché è stato veramente l'inizio di uno stupore che non finisce. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti.
Avvenire titola duello sindaci Salvini, Conte apre al dialogo, Sala si unisce alla richiesta di modificare la legge, l'ex ministro Del Rio, norme incostituzionali. Palazzo Chigi, bisogna rispettare il diritto, il ministro dell'interno, se non vogliono lascino, naturalmente verso i sindaci che non sono favorevoli al DL sicurezza, cresce il fronte a favore di regole sensate per gli immigrati, decide la consulta. Differenziata ancora in calo, Roma è soffocata dai rifiuti, cassonetti strapieni e da marzo rischi di nuovo peggioramento di questa situazione nella capitale. Una conversione blocchi gli abusi, il Papa e i vescovi degli Stati Uniti, la Chiesa rischia la credibilità. E poi c'è il messaggio della CEI, religione a scuola è un ascolto, non proselitismo. Verso il decreto del reddito di cittadinanza, Di Maio il reddito solo ai residenti da 10 anni. E poi la polemica sulla Supercoppa in Arabia Saudita, rivolta tardiva contro la Supercoppa. Andiamo a vedere nelle pagine interne, il caso Supercoppa è un autogol, tutti i partiti contro Juve Milan a Jeddah per i limiti alle donne. La Lega Calcio invece difende la sua scelta, l'Italia fa affari coi sauditi. Siamo al secolo XIX, Carige, governo diviso ma la calza adesso apre, ecco le mie condizioni, il principale azionista vuole aumentare il capitale ma solo se c'è un piano di rilancio, la BCE potrebbe congelare la sua quota, Di Maio siamo sereni, Lega favorevole all'uso di soldi pubblici, Movimento 5 Stelle vuole la fusione a costo zero. Ponte di Genova, l'inchiesta verso la fase 2, nel dossier oltre 50 gli indagati, la procura accelera. E poi c'è il tonfo della borsa, meno smartphone venduti, tonfo in borsa per Apple. Le notizie dal territorio, recupero delle abitazioni sport, turismo e parcheggi nel PUC vicino al traguardo, a Rapallo, mentre a Santa Margherita Ligure manca la data delle riaperture ed esplode la polemica sul futuro della provinciale 227. Trasporto pubblico AMT e ATP, lite sulla divisione dei fondi sul decreto Genova, penalizza la provincia. Andiamo a vedere intanto il PUC di Rapallo, riuso abitativo, nuovi parcheggi, sport e turismo, il futuro di Rapallo, PUC in vista del traguardo dopo il via libera della regione. Dopo il boom edilizio degli anni 50 si punta sul recupero, la filosofia generale meno abitazioni, più infrastrutture e servizi per superare la criticità. E tra gli altri progetti anche un'arteria a 2 corsie dal casello autostradale diretto verso il centro proprio per decongestionare il quartiere di Sant'Anna. Sempre dal secolo XIX, ma a Chiavari arriva la fiera, si spostano 40 banchi, si parla già della fiera di Sant'Antonio in arrivo il 19 e 20 gennaio, nuove norme di sicurezza più restrittive per la rassegna, vietati gazebole e bombole di gas, il comune conterà le presenze allestendo 2 presidi e con una telecamera speciale. C'è un aggiornamento di cronaca, una 56enne di nazionalità inglese è stata denunciata dai carabinieri di Lavagna per insolvenza fraudolenta aggravata. La donna non avrebbe pagato la somma di 7.500 euro quale corrispettivo dovuto per aver soggiornato in una struttura alberghiera della città nel periodo compreso tra aprile ed agosto del 2018. E si conclude così questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15 con la seconda edizione di Tigullio Oggi. L'informazione continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.